Buongiorno a tutti, eccoci qui con Paolo Ladron e tu Paolo sei mio compagno di squadra, no? Per il club 64 di Modena e siamo appena arrivati terzi al campionato italiano. Esatto. L'anno scorso eravamo arrivati secondi, no? Da quando tu giochi arriviamo sempre più o meno sul podio e per poco non vinciamo. Tu quindi sei spagnolo di Malaga, ma sei anche italiano, no? Sì, c'ho la doppia nazionalità. Infatti da sempre, no? Giochi anche i campionati italiani giovanili Sì, a Under 16 ho squadre. giocato, sì, 2 volte siamo arrivati ai primi, sì, ricordo. Quindi sei stato già campione italiano Sì, varie sì. volte. Va bene, allora siamo qua, siamo pronti per giocare. E adesso ci dimostrerai, no? Qualche La tua partita, forza. vediamo. Facciamo qualche partita. Vediamo che possiamo fare, no? Abbiamo creato un account nuovo, Sì. no? E lanciamo quindi una sfida, vediamo fino a dove riusciamo a portare Ok, l'account. vediamo che possiamo fare, Vediamo no? chi accetta innanzitutto. Sempre posso siamo- avere qualche aiuto, no? Del grande maestro Andrea? Qualche Va- aiuto? Io commenterò Ok. D4. Ok, vediamo che facciamo. Cominciamo con cavallo Ok, F6, qua no? non hai elo, giochiamo con qualcuno che non ha elo nemmeno, non sappiamo la sua forza. Ah, non sappiamo che lo c'ha. Ah, incredibile. Magari è Kasparov che gioca in forma anonima. Ok, vediamo di giocare un po' di Est Indiana forse. Va bene, Perché Est Indiana. gioca un po' passivo, no? Vediamo. Soprattutto l'alfiere in C1, no? Sì, È questo stato- alfiere che non può uscire, non può non mi uscire. piace la verità. Allora arrocchiamo. Va bene, arrocco E qua corto. immagino che devo fare 5. Non so se faccio torre 8 o forse cavallo di 7 primo. Oppure si può giocare con cavallo C6, no? In qualche modo. Credo Quale che. di queste tre opzioni scegli? Alla fine con questa cadenza è meglio sceglierne una veloce. Sì, ok, faccio cavallo C6. Per esempio a me torre 8 e penso anche a te non mi piace perché in alcune opzioni dopo i 5 di 5 tu vuoi attaccare con F5 magari la torre risulta più utile in F8. Ok, faccio Sì. E5 adesso. Sì, a volte faccio questa perché credo che a volte si può giocare con cavallo di 7 F5, non di corsa, allora non voglio mettere questo cavallo qua. Così vengo, immagino. Hai qua pensato a E7. tornare anche in B8 per giocare a 5 e cavallo a 6? Tutti a volte... Sì, Ma questo è dovrebbe tipico, essere no? una specie di Estiniana principale con dei tempi in più, no? Perché ha giocato i 3 e i 4. Sì, credo di sì, cavallo di 7 adesso. L'alfiere è in D3 anziché in E2, no? Sì, È un po' peggio. E qua credo che mi lancio con tutto, no? Sì. Prima devo fare H6 perché se faccio F5 c'è cavallo G5. Potrebbe essere che anche a 3 torre B1 sono un po' ridondanti, no? Era meglio giocare solo torre B1 o solo... Sì, credo che perde un po' di tempo là, no? Con questo A3, ok, faccio F5, andiamo Il con tuo tutto attacco là. deve essere... Sì, cavallo F6, F4. Una cosa, ok. Forse cavallo F6 già, perché no? Va bene. Voglio aspettare che lui arrocca, no? Prima di lanciarli. Sì, perché non voglio chiudere qua. Hai pensato a giocare cavallo C5 sul alfiere per C5 di per C5 comunque ti cede la coppia? Questo non si può fare, no? Deve essere un errore. Questo non si può fare. Perde perché è una forchetta, no? Quindi se non prende e adesso perde per Ok. cavallo per E4 per l'infilata. Quindi ha tolto il difensore della casella in E4 Sì. che è un punto nevralgico, è importantissimo nell'Est Indiana la lotta per E4. Adesso stiamo meglio. No, stiamo meglio, no? Stiamo meglio. Adesso la partita è completamente vinta perché cade la torre. Ma penso che in ogni caso saremmo stati meglio, no? Penso. Sì. Ok. Forse poteva fare G5 pure, ma alfiere qua sempre posso cambiare donne, no? E qua... Se cavallo F5 mangia qua, devo togliere questo alfiere di 3, no? Se torre di 1 c'ho alfiere 2, e mangio tutto qua e... Devi stare meglio, sì. No, meglio no. Sì. Devo stare stravinto, no? Devi avere partita, sì. Non so la perché posizione non... essere... Ok, allora... Venevo Buonareu per coloro che ci stanno seguendo, no? Cambiare i pezzi, no? Quando è più materiale, è fantastico. Ah, quindi poi magari dicevi, ho visto la freccia di cavallo F5 e così forzi il cambio di altri pezzi, no? Sì. Cambiamo tutto e... Io spiego sempre questa cosa che
il differenziale di materiale è uguale, ma il rapporto, no, cambia, no? Perché cioè una torre in più si sente di più se la torre è da sola, no? Torre contro 0 è stravinta, no? Più Sì, cambi i sì. pezzi, più è facile. Torre per F5. Quale sarà la prossima? La torre F8 raddoppiando nella colonna. Ok. Pure forse fare 4 o forse di 5. Non so, è stravinta, no? G5. Va bene. Sì. Adesso mettiamo Torre un'altra. F8. E 4 pure per, Sì, la per sua fare giocare posizione i deve essere alfieri. senza speranza, sì. Questo lo mangio Un altro pure, no? pedone cade. Sì, questo è il principio della E 4, no? Voglio fare giocare questo. Quindi vuoi distruggergli tutta l'ala di donna adesso. Se lui giocasse cavallo per E4, Questo lo mangio. adesso dovresti vincere. Pure posso mangiare qua. Gli cade tutto. Questo lo metto qua, no? Per difendere un po' questo. E già adesso vengo con la torre e mangio tutto, no? Sì. Forse si poteva anche prendere in A3, no? Sì, ma non mi piace lasciare un pedone io. Ok, vuole mangiare e vuole mettersi qua in E6. Ok, mangia adesso questo, no? Di D5. La torre in più si sente. Sì. Ma non so perché non... Perché non abbandona. Sì. Forse spera di vincere per tempo, ma ce la dovresti fare. Torre B8 adesso, c'hai 4, no? E 4. Vabbè, si vincerà lo stesso. E qua sì. Torre V. Semplificazione, Sì, no? sì, sempre la stessa regola, no? Per V5 premu. Sì. Adesso può, per evitare il cambio delle torri dovrebbe perdere il campo. Ora vedo già che vuoi prendere il pedone in A3. Il pedone B promuoverà, supportato dai pezzi. Vuole sempre mangiare un pedone, no? Non vuoi lasciare nulla. Devi vincere proprio in modo chiarissimo. Game over. Ok. Abbandonato. Va bene. Quindi qua è interessante, no? Questa partita. E una cosa, se tornassimo indietro, il suo errore quindi che lo ha portato a perdere la partita, No, cavallo B5 potremmo dire che sì, è stato proprio... stava peggio prima, però cavallo B5 per... E dicevi che Sì, per gli sempre che appassionati arrocca- che ci stanno guardando, dicevi che se lui avesse arroccato gli avresti Sì, lanciato adesso addosso tutti i lanciamo pedoni, tutto, no? e credo Inizia che il pawn storm, no? difficilissimo, perché adesso lui vuole sempre Vuole attaccare nell'ala di sì, donna, giocare ma, B4 C5, ma è lento, no? Perché ha giocato a 3 torre B. Era meglio giocare B4 4 C5 subito, no? e qua si deve dire che sempre c'è un piano molto tranquillo con torre F7, alfiere F8, sempre per difendere qua, e passo la torre a G7 e già l'attacco Sì. credo che è mortale, no? Vengono tutti i pezzi, no? Il cavallo Poco a G6, G4. Sì, perché qua, Sì. questo è uno dei pochi casi dove possiamo anche scoprire un po' il nostro re, perché spingere i pedoni davanti al nostro re, perché proprio per la struttura i suoi pezzi non possono siamo noi che abbiamo l'iniziativa. C'è sempre una regola che dice che Della freccia, no? che- Nelle posizioni chiuse. sì, quando la posizione è chiusa, diciamo che il pedone più avanzato, diciamo, no? E indica dove dobbiamo giocare nella posizione. In questo caso è chiaramente lui il pedone di 5 e il fianco di donna, allora lui deve giocare qua e noi con il pedone in E5 dobbiamo, no? Sì, che ora è giocare F4, per il no? fianco Sì. Sì, di re. sì, io avevo ascoltato invece, cioè la versione che conoscevo io, però anche questa versione ha molto senso, è che tu devi guardare la direzione della struttura bloccata. Per esempio questa non è una struttura bloccata perché non ha un pedone in C5, questa non è bloccata perché quindi lui può spingere, posso spingere, questa è la struttura bloccata, no? Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. E
quindi tu guardi la freccia, no, della struttura. Se lui giocasse F3 anche questo sarebbe bloccato, comunque già i 4 di 5 costituiscono una freccia e quindi teoricamente lui dovrebbe attaccare, no, nella ala di donna, però alla fine è la stessa cosa. Quindi va bene, abbiamo visto una bella lezione, no, di strategia e di sfruttamento del vantaggio. Ci vediamo presto allora con un'altra partita, no? Ok, Alla prossima! alla prossima.